Allora, siamo sempre con Nicola Rossi, presidente Confesercenti Veneto Centrale. La notizia, sono partiti i saldi, il 2 luglio, quindi estensivamente un po' dappertutto. Allora, commercianti troppo presto, i consumatori per loro anche troppo tardi, comunque il trend un po', voi avete fatto diverse indagini, resta il negozio tradizionale, però dopo ci sono diverse ricerche che sono state condotte, vuoi dall'associazione consumatori, vuoi da Unioncamere, vuoi da voi anche in modo molto attento, eccetera, che indicano numeri di percentuale diversi di propensione e di disponibilità. Cioè propensione ci sarebbe molto alta, poi sì, effettivamente disponibilità, gli acquisti fanno di tutto per frenare lo spirito dell'acquisto, no? Con tutte le notizie che ci arrivano. Allora, qual è la situazione? Come si arriva anche a questo momento, a questi saldi stagionali? Allora, intanto, e quindi un quadro economico. Partiamo dalla banalità economica dei saldi, fra virgolette banalità, perché è un momento importantissimo per le attività commerciali. E il calcolo che abbiamo fatto di spesa media è di intorno ai 150 euro. 150 euro, e quest'anno l'area d'acquisto, l'area merceologica che è stata dagli intervistati segnalata come di interesse è quella dell'abbigliamento uomo-donna. Abbigliamento uomo-donna e poi calzature, accessori d'arredo, di abbigliamento, eccetera. Qual è sì, poi se andate a vedere i numeri, alla fine della fiera, dei saldi, spenderemo come al solito intorno ai 50 milioni. Per cui è un dato, se vogliamo paragonarlo al pre-Covid, in linea. Il problema è oggi un'attenzione, se vogliamo, maggiore da parte dell'acquirente, attenzione intesa come un po' frenata, perché ci sono tanti problemi. Partiamo dall'inflazione, un'inflazione così non la ricordavamo da 36 anni. I costi energetici, purtroppo i costi energetici li tocchiamo tutti, tutti paghiamo delle bollette elettriche, tutti paghiamo delle bollette del gas che per ora sono ancora gestibili, in autunno vedremo come saranno le bollette. Per cui c'è della preoccupazione importante. C'è una guerra in corso che comunque lontana finché si vuole, ma siamo sempre in Europa, comunque è un elemento a noi sconosciuto dal 1945. Cioè, quindi parliamo di qualcosa che era fuori dalla nostra idea di poter mai sentire un telegiornale che parla di attacchi missilistici su una città, che parla di civili morti. E mancavano le cavallette? No, sono arrivate pure quelle. Ci sono anche quelle, ci sono anche l'agricoltura alle sue. A parte le battute, purtroppo è un periodo, se vogliamo, difficile. Però, detto questo, i saldi alla fine centreranno quell'obiettivo. Centreranno quell'obiettivo soprattutto perché negli ultimi periodi, ecco perché l'abbigliamento è indicato come obiettivo dei saldi dagli intervistati, perché effettivamente c'è stato acquisti abbastanza negli ultimi 2 anni ridotti rispetto, per cui ora ci si riprende un po' di quello che non si è avuto. I negozianti, un attimo che leggiamo il messaggio, spiegatemi come con 8% di inflazione possiamo parlare di acquisti, io solo l'indispensabile e ora con i saldi, altrimenti niente, scrive Franca. Ma assolutamente, ma 8% di inflazione è un dato importante, che è preoccupante quantomeno. Io mi ricordo l'inflazione anche al 16%, cioè è un passo. Per cui l'attenzione che si sta prestando all'inflazione, che si sta prestando un po' a tutta la situazione economica è importante. È importante perché l'abbiamo vissuta 40 anni fa, ma l'abbiamo vissuta. E capisco perfettamente l'osservazione. Oggi ci sono i saldi, riesco a comprare. Ieri non c'erano, non riuscivo a comprare. Lo stipendio è quello. Sì. Alcuni proprio dicono neanche guardano i negozi.
dove non ci sono saldi, non ci sono vendite, manco li guardano, cioè ne passano oltre. E qui ci si pone dal punto di vista, da un lato vabbè, dei consumatori che devono fare i loro conti, giustamente. Assolutamente. E dall'altro invece dei negozianti. Certamente. Certamente i negozianti hanno... Che non sono d'accordo ad avere i saldi così anticipati, però se no non vendono. Sì, allora sì. Il problema dei saldi che vengono fatti quando partono praticamente le vendite estive, se vogliamo, cioè è un annoso problema. Ma c'è stata la posticipazione qualche anno fa? Sì, ma in realtà il saldo vuol dire vendita di fine stagione, d'accordo. Però è anche vero che in questo momento storico credo che non si sarebbe venduto se non ci fossero stati i saldi. Infatti. E in effetti sono partiti, niente fuochi d'artificio, niente come dire fanfare, però sono partiti e continueranno a camminare e a macinare fatturato. Infatti è quello il discorso, ma i margini ci sono sempre di guadagno per i negozianti? Beh, certo sono molto ridotti, però quantomeno monetizzi il magazzino. Infatti, sì, però è anche vero che fine stagione vuol dire metà agosto, sì. Perché settembre poi arriva e chi compra in quel periodo là? Visto che l'estate dura anche per l'inverno, per carità, e il capo lo sai che purtroppo abbiamo un inverno talmente lungo che lo si usa, però da noi è anche difficile, quando c'è stato l'anno, mi pare 2 anni fa che sono stati portati tanto avanti. 3-4 anni fa, sì. E io parlavo con i negozianti, non vendevano, cioè la gente tranquillamente forse perché abbiamo scoperto che abbiamo talmente, la maggior parte delle persone ha tante cose che non sente più il bisogno, l'esigenza, se non è una cosa estremamente particolare, no? Ma ritorniamo all'osservazione corretta, cioè devi avere anche la volontà intesa come essere sgombro mentalmente, si ha i pensieri, preoccupazioni, l'inflazione, le cavallette, cioè fai fatica a pensare di comprare un capo d'abbigliamento, posso capirlo perfettamente. No, quello senza dubbio. E però legato a questo, ecco, buongiorno, conosco Nicola Rossi da anni e vorrei fare in diretta i miei complimenti per la nuova carica di presidente della fiera, buon lavoro. Grazie. Insomma, fa piacere anche perché poi dicevamo è recentissima, no? questo conferimento di carica, giusto? Sì, sì. Ecco, allora tornando a noi, dicevamo saldi ma anche spese per le vacanze, per l'estate. Anche qui c'è un'indagine molto interessante. Da un lato, associazioni dei consumatori dicono poche vacanze, giorni ridotti dedicati al tempo libero e abbastanza low cost rispetto al passato, certo. Perché gli aumenti dei prezzi delle strutture di ricettività alberghiere sono aumentati tanto, quindi propensione anche secondo Coldiretti addirittura gli agriturismi, quelli che danno un'offerta più vantaggiosa, però ci sono dei cambiamenti. A voi che cosa risulta? Sì, allora c'è una grande attenzione nel programmare le ferie, si fa meno tempo e si sceglie posti italiani. Però l'Italia è costosa, e questo allora l'Italia è costosa, ci sono però delle, se tu ci metti viaggi, spostamenti e tutta una serie di, poi alla fine ti accorgi, noi abbiamo un problema in questo momento, il problema è dei costi energetici, per cui gli alberghi hanno dovuto ritarare alcune. E non poco. È tutto ma anche delle materie prime, non solo dei costi energetici, anche le materie prime sono cresciute ultimamente. Purtroppo è una fase temporale, nuova per noi, cioè, oggettivamente erano decenni che non vedevamo robe del genere. Io spero che finisca in fretta perché non so a cosa potrebbe portare. Sì, i presupposti però sono invece che durerà alcuni anni addirittura, per cui sentivo stamattina delle valutazioni. Sì, c'è uno squilibrio a livello planetario dato da un lato da errori fatti, l'Europa ha fatto dei grandi errori, come si fa a legarsi per l'apporto energetico a una nazione, al 40, 50,
la Germania addirittura tocca oltre il 50%. Perché costava di meno? meno? Non è possibile. Noi abbiamo fatto tanti errori. Guarda, forse anch'io avrei votato per eliminare l'atomo, no? Il nucleare, le centrali termonucleari. Però col senno di poi tu devi avere comunque un plafond proprio di produzione energetica, vuoi che sia con l'atomo, quindi nucleare, vuoi che sia eolica, vuoi che sia solare, vuoi che sia geotermica, vuoi che sia idro, però tu devi avere delle tue, e se hai dei giacimenti di gas nel tuo territorio tu devi trivellare. Perché lo stanno facendo comunque un metro più in là. Lo fanno un metro più in là, tanto lo stanno facendo. Il giacimento è quello. Che stiamo parlando dell'Alto Adriatico, è quello, no? Parliamo dell'Alto Adriatico. Certo. Ma è assurdo. Abbiamo fatto delle cose assurde, troppe cose assurde, e oggi le paghiamo. Quindi oggi è la sintesi di una serie di errori, ma non si può continuare così. Questo è il problema. Però sono errori che hanno commesso i responsabili istituzionali, politici, in qualche modo, le stanno pagando tutti i cittadini. E come sempre a ricaduta le fasce più deboli, più fragili sono quelle che ci rimettono, oppure gli imprenditori che lavorano con margini più equi, no? Meno sbilanciati, quindi questo è un po' un problema grossissimo. A livello energetico lei come vede, cosa vede come prospettive di risoluzione? Allora, le prospettive si costruiscono, cioè noi avremmo dovuto costruire tutta. Allora, a me che si passa oggi per domani dal motore termico al motore elettrico non è che sia, come dire, però riconosco una roba. Abbiamo il sole, abbiamo il meridione dove l'energia solare, cioè facciamo delle centrali serie, abbiamo avuto decenni per farle. Centrali eoliche, abbiamo acqua, i salti di acqua, le cascate, abbiamo i bacini. Facciamo, ma potevamo arrivare, quel famoso 40% di dipendenza poteva essere anche zero probabilmente. Assolutamente, adesso comunque vedremo come muoversi. Torniamo su questi temi, rispondiamo anche ai vostri messaggi tra pochi secondi dopo la pubblicità.